Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Pestato dal branco la notte del festino di Santa Rosalia. La vittima, un dipendente di un pub in piazza Sant'Anna, nel cuore del centro storico e della movida palermitana. Il giovane è stato ferito con pugni e bottiglie. Nuovo colpo al clan Cappello, 22 arresti a Catania all'alba di oggi. Associazione per delinquere, traffico di droga e uso di armi le accuse. Tra loro molte giovani leve che gestivano diverse piazze di spaccio e responsabili delle sparatorie in città. 131 professori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza in un istituto scolastico paritario di Agrigento, contestati 300.000 euro di ricavi non dichiarati e oltre 400.000 euro di contributi non versati. Crisi idrica, soluzione a metà per l'emergenza di Maddalusa ad Agrigento. Dal vertice in prefettura il via libera all'acqua per i soggetti fragili. Per centinaia di residenti irregolari resta lo stop ai rifornimenti. Palermo celebra la sua Santuzza, in 400.000 ieri alla Cassaro per la sfilata del carro di Santa Rosalia. I fuochi d'artificio hanno chiuso la notte più lunga per la città. C'era anche lo striscione di Addio Pizzo che alla patrona chiede liberaci dalla mafia. Canile lager a Modica nel Ragusano, sequestrati dal nucleo zoofilo di Stop Animal Crimes Italia 13 cani maltrattati e tenuti nel degrado all'interno di un'azienda del settore edile. Salvata anche una cucciola con una profonda ferita al collo provocata da un laccio. Parata di stelle a Taormina per la serata esclusiva di Dolce & Gabbana. Tra i nomi Jennifer Lopez, Monica Bellucci, Michele Morrone e l'attaccante della nazionale norvegese Erling Haaland. Calciomercato in Casa Catania, la dirigenza annuncia la risoluzione del contratto con Marco Biaggianti, allenatore dell'Under 19, prolungato l'accordo con Allegretto fino a giugno 2028. In Serie B finisce 8-0 la prima amichevole del Palermo in Trentino Alto Adige. Ancora ben trovati, apriamo con la cronaca. È stato pestato dal branco la notte del festino di Santa Rosalia. È successo a Palermo ad un giovane dipendente di un pub di piazza Sant'Anna nel cuore del centro storico e della movida. In 7 lo hanno ferito con pugni e bottiglie. Il giovane ha denunciato l'accaduto. Sentiamo Eva Spampinato. Neanche la notte del festino di Santa Rosalia riesce a fermare la violenza a Palermo. Mentre migliaia di persone affollavano il centro storico per i festeggiamenti della Santuzza, un dipendente di un pub di piazza Sant'Anna è stato brutalmente aggredito da un gruppo di 7 persone. Il giovane Ossam aveva appena finito di lavorare e stava aspettando il suo panino quando è stato colpito dal branco con pugni e bottiglie. Ha riportato ferite alla mano e ad una gamba ed è stato soccorso dal personale del 118. Dopo le cure ha denunciato l'accaduto. A raccontare l'episodio sono stati gli stessi titolari del locale sui social, l'ennesimo episodio di violenza nel cuore della movida palermitana, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili del pestaggio. A Messina aggredisce e colpisce con un coltello da cucina al braccio e all'addome il fratello minore. La lite sarebbe scoppiata in casa nel rione Matteotti per futili motivi. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima fortunatamente non è in pericolo di vita. Colpo alla mafia catanese, 22 gli arresti all'alba di oggi, tra loro anche giovani leve che gestivano diverse piazze di spaccio e responsabili anche delle sparatorie in città. Orazio Longo. Quelle sparatorie al villaggio Sant'Agata e a Librino a Catania erano i segnali di una faida tra due opposte fazioni emersa dopo una violenta rissa avvenuta nella primavera del 2022, dopo che alcuni ragazzi ritenuti vicini al clan Mazzei dei Carcagnusi avrebbero impedito ad un cantante neomelodico catanese di esibirsi sul palco di un noto trapper. La polizia, su ordine della DDA, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone accusate di associazione a delinquere armata finalizzata al traffico
traffico di stupefacenti, acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, lesioni personali e minacce con l'aggravante del metodo mafioso. Rispetto ad altri 4 indagati si attende l'esito degli interrogatori preventivi. L'organizzazione criminale è composta prevalentemente da giovani leve a cui è contestato l'utilizzo del metodo mafioso e l'aver agevolato il clan Cappello Bonaccorsi. Le piazze di spaccio si trovavano al villaggio Sant'Agata, a Librino e a San Cristoforo. In questo scenario caratterizzato da un impressionante uso di armi, scrivono i magistrati, è stata inserita una sparatoria del giugno 2023, causata da un debito non pagato di 500 euro, e ancora uno scontro armato nel pomeriggio del 16 giugno, un altro episodio di esplosioni d'arma da fuoco il 21 giugno dello stesso anno. Dalle indagini è emerso anche che l'organizzazione svolgeva operazioni particolarmente remunerative basate sull'introduzione nelle carceri dell'isola di cocaina, cellulari e SIM grazie al contributo determinante di professionisti ed esperti nel manovrare droni. Ad Agrigento la Guardia di Finanza ha scoperto 131 professori in nero in un istituto scolastico paritario. Sentiamo Angelo Gagliano. Ricavi non dichiarati per 300.000 euro e contributi non versati per 435.000 euro. Al centro delle indagini della Guardia di Finanza di Agrigento, un istituto scolastico paritario che, secondo l'accusa, ha assunto 131 docenti con contratti ritenuti irregolari. In sinergia con la direzione provinciale dell'INPS, le Fiamme Gialle hanno scoperchiato un complesso sistema messo in piedi per evadere tasse e contributi. L'inchiesta ruota attorno ad una cooperativa con sede legale nella città dei Templi che gestiva la scuola. Dalle indagini è emerso che tutti i professori impegnati nell'insegnamento delle materie curricolari erano legati alla cooperativa da contratti di collaborazione a progetto, una formula che però non corrispondeva alla reale natura del rapporto di lavoro. Gli accertamenti hanno infatti portato alla riqualificazione di quei contratti con rapporti di lavoro subordinato. Il legale rappresentante della cooperativa è stato denunciato alla Procura di Agrigento con l'ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Sparatoria nel centro storico di Bagheria. I carabinieri hanno arrestato il 29enne Francesco Fazio, già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver sparato contro un'abitazione. L'episodio, ricostruito grazie alle telecamere di videosorveglianza, sarebbe legato a rivalità tra gruppi di giovani coinvolti nello spaccio di droga. E adesso cambiamo argomento. Sicilia sempre più calda, l'anticiclone subtropicale algerino avanza e fa aumentare appunto le temperature. L'isola è già alle prese con l'emergenza incendi. Da domani bollino rosso per il caldo su Palermo, già oggi in arancione, termometro in costante risalita sino a domenica. Tonino De Mano. Nella morsa del caldo, con giornate roventi rese incandescenti dagli immancabili incendi che infuocano l'aria e mettono a dura prova soccorritori e forze dell'ordine. L'anticiclone subtropicale algerino sta per avvolgere la Sicilia e buona parte del meridione, con temperature elevate e persistenti fino a domenica, con picchi di 43-45 gradi, prima nei settori occidentali, in particolare sul Trapanese, poi nelle aree centro-orientali dell'isola. Si boccheggia anche nel versante ionico, termometro costantemente sopra i 35 gradi a Catania e caccia aperta alle zone d'ombra e alle fontane. Si cerca refrigerio anche per gli amici a quattro zampe. Perché comunque l'umidità è forte, e l'aria non circola e le poche zone d'ombra sono la Villa Bellini e poco altro purtroppo. I consigli che noi diamo alle persone anziane, ma comunque a tutte le persone, è quello di non uscire nelle ore calde e soprattutto di mantenersi leggeri con l'alimentazione e idratarsi, utilizzando in farmacia trovano diversi prodotti a base di magnesio e potassio. Cappellino, ombrello, acqua, sali minerali e immancabile granita. Si fa di tutto per sconfiggere il gran caldo. I gusti che vanno per la maggiore? Allora, la mandorla e il Jazzy, che sono i più richiesti qui a Catania. Il caldo lo sopporti? Sì, certo, sono abituata a Brasile caldo. E c'è chi sfida le alte temperature. Non bevo molto, per giunta. Non beve molto? No, per giunta. Quindi non beve molto, esce nelle ore centrali e sta facendo il contrario di quello che deve essere, ma sto bene. Domani la calura si intensificherà su Sicilia, Sardegna e Calabria, con bollino rosso, massimo livello di allerta su Palermo, già oggi in arancione. E poi ci sono gli incendi, favoriti dall'elevata quantità di vegetazione incolta e secca. Per l'emergenza roghi, da oggi allerta rossa nelle province di Palermo, Messina e Ragusa.
E a proposito di incendi, un grosso incendio nel pomeriggio a Motta a Sant'Anastasia in viale Carmine Caruso. Le fiamme divampate attorno alle 15 hanno minacciato diverse abitazioni. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Al momento non si hanno notizie di feriti, accertamenti in corso sulle cause appunto di questo rogo. E se da un lato c'è l'emergenza caldo con poi i conseguenti incendi, dall'altro però in Sicilia resta anche un'altra emergenza, quella della crisi idrica, una soluzione solo a metà per Maddalusa, quartiere di Agrigento. Dal vertice in prefettura arriva il via libera all'acqua esclusivamente per i soggetti fragili e per 3 mesi. Per centinaia però di residenti irregolari resta lo stop ai rifornimenti. Ci dice tutto Davide Sardo. Vertice decisivo in prefettura ad Agrigento, ma per centinaia di famiglie di Maddalusa il futuro resta senza certezze. Dopo quasi 2 mesi di emergenza arriva una sola apertura. L'acqua sarà garantita esclusivamente ai soggetti fragili e soltanto fino alla fine dell'estate. Per tutti gli altri nessuna soluzione. Una soluzione di concerto da cui usciamo da questo vertice prefettizio è quello di aprire un COC, uno sportello con la protezione civile dell'ASP, in cui i fragili potranno venire a fare richiesta di approvvigionamento idrico. Quindi questo credo sia un passo importante nel rispetto della legalità e, ripeto, tenendo conto di una situazione complessissima che ci rendiamo conto di aver ereditato dopo 60 anni di politica che ha chiuso gli occhi. La decisione conferma quanto emerso al tavolo tecnico. Il problema, viene ribadito, non è la carenza d'acqua, ma la situazione urbanistica delle abitazioni. Non c'è un'emergenza idrica a Maddalusa, c'è un problema diverso, che è un problema ovviamente urbanistico, un problema che tratterà il comune di Agrigento e sono certo che lo farà. La Regione mette a disposizione tutto il supporto che il comune, individuando un piano, su quest'area. Terminato il periodo straordinario, le forniture si fermeranno. La normativa infatti non consente di rifornire immobili privi dei requisiti previsti. L'ASP ha individuato chi sono questi soggetti, abbiamo 5 categorie di soggetti e a questi verrà data l'acqua, con le autobotti senza ulteriori passaggi. Poi tutto il resto, ripeto, regolarità urbanistica, non è questione di emergenza, è questione di protezione civile, fermo restando appunto che ci sono leggi da rispettare. Dal vertice non arrivano risposte definitive per il futuro della borgata. L'amministrazione parla di rispetto della legalità e della necessità di affrontare un problema rimasto irrisolto per decenni. Emergenza anche a Siracusa, in diversi quartieri. A Ortigia, ristoratori in crisi perché manca l'acqua. Francesca Loi. Abbiamo dovuto necessariamente attrezzarci delle cisterne, quindi abbiamo fatto venire delle persone a montare delle cisterne. Ovviamente è stato un costo molto eccessivo. È l'unico modo per andare avanti resistendo all'emergenza idrica che a Ortigia, come nel resto di Siracusa, non stenta a cessare. Non poter avere i servizi primari come l'acqua è una cosa veramente, non è possibile. L'acqua che non c'è o che arriva con bassa pressione sta danneggiando tutti, residenti, strutture ricettive ma anche locali. Così c'è chi si è attrezzato per non chiudere quando manca l'acqua, come in questa pizzeria. Le autobotti ci caricano le cisterne, fortunatamente. Che noi ci siamo preventivati su questa cosa, ma ci sono altre attività, altri hotel che sono costretti a chiudere. Non doveva accadere proprio in questo periodo di alta stagione, ci dicono. Certamente non è una bella vetrina per la città, piena di turisti. Chiediamo di risolvere questa situazione al più presto. Nel frattempo, fuori, a pochi passi da qui, i turisti fotografano la fontana di Diana senza acqua. Un'immagine che racconta questa emergenza all'Italia, anzi al mondo. E il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente ha inviato ad Aretusa Acque, ATI, Comune e Prefettura di Siracusa un esposto sottoscritto da 258 cittadini proprio sulla grave emergenza idrica che interessa numerose abitazioni.
A Gela da ieri in diversi quartieri della città l'acqua che viene erogata nelle abitazioni ha un odore anomalo. Sono tante le segnalazioni giunte anche in municipio. Il sindaco Terenziano Di Stefano e gli uffici tecnici hanno subito chiesto verifiche al gestore privato del servizio, la società italo-spagnola Caltacqua. Lo stesso sindaco ha intanto invitato in via precauzionale i cittadini a non usare l'acqua a fini alimentari. Sono attualmente in corso le analisi e le verifiche tecniche e di laboratorio. E adesso cambiamo argomento, parliamo del festino di Santa Rosalia, folla di fedeli e turisti per l'omaggio alla patrona di Palermo. In 400.000 ieri al Cassaro per la sfilata del carro appunto della patrona del capoluogo. I fuochi d'artificio hanno chiuso la notte più lunga della città. Sentiamo Marco Gulla. I fuochi d'artificio hanno chiuso la notte del 402esimo festino di Santa Rosalia. La festa per la patrona di Palermo ha chiamato a raccolta centinaia di migliaia di persone. La stima è di 400.000 tra fedeli e turisti. Un grande spettacolo per la sfilata del carro, iniziato a Palazzo dei Normanni con il videomapping. La statua di Santa Rosalia, Vergine Normanna, è apparsa avvolta da 300 farfalle luminose, eretta su un biocarro concepito come un giardino botanico del Mediterraneo. Tra le mani della santa una croce realizzata con il legno delle barche dei migranti e un ramo d'ulivo. Un festino che arriva in un momento delicato per la città, tra violenza e intimidazioni mafiose. Santa Rosalia, liberaci dalla mafia, lo striscione di Addio Pizzo, poi il messaggio dell'arcivescovo Corrado Lorefice. Amore più grande e pace. Torniamoci intanto a queste due parole per Rosalia. Un amore più grande e la pace. Un amore più grande e la pace. Poi il percorso fino ai Quattro Canti, sul carro anche la madre di Alessia La Rosa, la bambina tifosa rosanero morta di cancro il 12 maggio scorso. Il sindaco Roberto Lagalla lancia il tradizionale Viva Palermo Santa Rosalia. Santa Rosalia, come sempre, possa portare pacificazione, coesione civile e soprattutto superamento delle marginalità. Oggi la messa in cattedrale, la processione con le reliquie della Santa. Sequestrati a Modica nel Ragusano dal nucleo zoofilo di Stop Animal Crimes Italia 13 cani custoditi tra degrado e maltrattamenti all'interno di un'azienda del settore edile. E ancora nelle campagne è stata salvata una cucciola con una profonda ferita al collo provocata da un laccio. Sentiamo Veronica Barbarino. Vivevano in recinti fatiscenti, tra escrementi e urine, scarsa disponibilità di acqua e alimentati con pane secco e ammuffito. 13 cani, tra cui 8 cuccioli, erano custoditi all'interno di un'azienda del settore edile a Modica. Il nucleo zoofilo di Stop Animal Crimes Italia ha eseguito il sequestro degli animali e il tribunale ne ha disposto l'affidamento al sindaco. Per il titolare della struttura invece, un uomo di 41 anni, è scattata la contestazione dei reati di maltrattamento di animali e detenzione incompatibile con la loro natura. Questa purtroppo è l'ennesima conferma dell'assenza di contrasto, di prevenzione, di sensibilizzazione sul territorio al rispetto degli animali a causa dell'assenza di un'azione seria da parte dello Stato. Noi continueremo a vigilare, non solo in provincia di Ragusa ma in tutta la Sicilia, invitando i cittadini, gli amanti degli animali a non temere, a denunciare, a segnalare all'autorità dello Stato, ma anche a noi guardie zoofile, ogni reato in danno degli animali. E sempre a Modica, una cucciola è stata trovata nelle campagne con una profonda ferita al collo, provocata da un laccio. Soccorsa dagli operatori del canile, il sogno di Giulia è ora in cura. 300.000 euro per sostenere le famiglie e le attività economiche della zona rossa di Niscemi, colpita dalla frana dello scorso gennaio. Sono aperti i termini per presentare le domande. Le risorse arrivano dalla restituzione degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Un contributo definito dagli stessi promotori una goccia nell'oceano, ma che punta a rilanciare l'economia locale. Sentiamo Gerritalia.
Sono ufficialmente aperti i termini per richiedere i contributi provenienti dalle restituzioni degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle destinati alle famiglie e alle imprese della zona rossa di Niscemi, evacuata dopo la frana dello scorso gennaio. Sul sito del Movimento 5 Stelle Sicilia è stato pubblicato il regolamento che disciplina l'accesso ai 300.000 euro raccolti, una misura straordinaria nata per offrire un primo sostegno a chi da mesi vive lontano dalla propria abitazione o vede compromessa la propria attività economica. Abbiamo visto che all'incirca possono essere circa 150 famiglie che insistono all'interno della zona rossa e che possono soddisfare ovviamente i requisiti del regolamento, e potrebbero essere circa una ventina di imprese o comunque attività che insistono all'interno della zona rossa. La documentazione già presentata durante la fase preliminare sarà comunque valutata e potrà essere integrata qualora necessario. Il Movimento 5 Stelle non nasconde che 300.000 euro non sono sufficienti a compensare i danni subiti. L'obiettivo dichiarato è però duplice: offrire un aiuto concreto alle persone colpite e mantenere alta l'attenzione sulla vicenda di Niscemi, mentre si attendono interventi più consistenti da parte delle istituzioni. L'idea è appunto quella di dare dei soldi a fondo perduto sia alle famiglie che alle attività economiche, ma che poi durante gli acquisti, perché è chiaro che c'è una rendicontazione dietro, questi acquisti possono essere fatti all'interno del territorio niscemese, così anche da rivitalizzare un po' l'economia e dare quanto più supporto possibile. Un vincolo pensato per fare in modo che le risorse restino a Niscemi, sostenendo anche il tessuto economico locale messo a dura prova dalle conseguenze della frana. A Taormina l'alta moda di Dolce & Gabbana racconta il lusso e la Sicilia con ospiti internazionali del calibro di Jennifer Lopez e Monica Bellucci. Orazio Longo. Una parata di stelle nell'incanto di una serata targata Dolce & Gabbana. Il teatro antico di Taormina si è trasformato in una vetrina mondiale della moda che intreccia il lusso alla cultura dell'isola, il profumo dei limoni e la brezza del mare, l'Etna sullo sfondo. Tra gli ospiti della serata, personaggi dello spettacolo e dello sport, da Jennifer Lopez a Monica Bellucci, Theo James con la moglie Ruth Kearney, Michele Morrone e l'attaccante della nazionale norvegese Erling Haaland. Negli eventi taorminesi di Dolce & Gabbana dedicati all'alta moda, all'alta sartoria e gioielleria, anche il debutto ufficiale in passerella di Leonie Cassel, la figlia sedicenne di Monica Bellucci e Vincent Cassel. L'alta moda, portavoce di creatività celebrando il Made in Italy. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio e con delle novità per quanto riguarda il mercato del Catania. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, prosegue il rinnovamento in casa Catania. La dirigenza rossazzurra ha annunciato la risoluzione del contratto con Marco Biaggianti, allenatore dell'Under 19, e il prolungamento fino a giugno del 2028 invece con il difensore centrale Allegretto. Sentiamo Angelo Gagliano. Marco Biaggianti e il Catania si separano. È ufficiale la risoluzione del contratto tra l'ex capitano di tante battaglie, allenatore dell'Under 19 rossazzurra, con il club del presidente Pelligra. Nelle ultime ore la società etnea ha annunciato anche il prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2028 con il difensore Andrea Allegretto, e a breve sarà depositato il contratto del giovane portiere Christian De Falco, 20 anni, fra poco più di un mese. De Falco, cresciuto nelle giovanili di Bologna, Imolese e Reggiana, ha giocato un'ottima stagione con l'Igea Virtus. La partenza di Casasola, ceduto all'Union Brescia a titolo definitivo, lascia un vuoto sulla fascia destra che verrà presto colmata dall'arrivo dall'Avellino di Gianmarco Todisco, che ha vestito anche le maglie di Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilento e Juve Stabia. Per la fascia sinistra piacciono Guerra e Groppelli, entrambi del Crotone. Nel ruolo di esterno d'attacco seguiti Rizzo Pinna, Del Sole e Merola, tramontate invece le ipotesi Tumminello per l'attacco e Scognamiglio in difesa. In uscita, oltre a Miceli, anche Frisenna, Stoppa e Luperini. Il prossimo 30 luglio a mezzogiorno, lo ricordiamo, saranno resi noti i calendari del torneo di Serie G che scatterà domenica 23 agosto. La squadra intanto, sotto lo sguardo attento di Longo, prosegue il ritiro al Massimino. Per quanto riguarda la Serie B invece si è chiusa con il risultato di 8-0, la prima amichevole della Palermo nel ritiro precampionato in Val Gardena. Per i rosa in rete Jonsen, Poyampalo, doppietta appunto di Poyampalo, Leduaron, Anghileri, Vasic e Ranocchia, oltre che un autogol. Ci fermiamo, ancora una pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti.
Ancora ben trovati. Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge Liberi di scegliere per proteggere minori e giovani sotto i 25 anni, figli di famiglie mafiose e quei genitori che vogliono allontanarsi dal contesto della criminalità organizzata. La norma ha origine dal protocollo nato nel 2012 dal lavoro del presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.